Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Sperlonga in provincia di Latina, meglio conosciuta come la perla del Tirreno, 3.400 abitanti, 60 metri sul livello del mare, 120 km da Roma e 120 km da Napoli. Qui dalla Porta alla Marina inizia il nostro itinerario e quindi ci spostiamo per incontrare il primo cittadino. Siamo qui a Sperlonga, nel centro storico. Questa è la piazzetta dove vengono svolte tutte le manifestazioni estive e anche qualcuna invernale. E Sperlonga, oggi avete avuto la fortuna della giornata bellissima che ci accompagna a questa intervista. Sperlonga è quello che è. Sperlonga è stato scelto uno dei borghi più belli d'Italia proprio perché per le sue caratteristiche. Le scale è proprio la caratteristica del paese, di Sperlonga, le scale con tinteggiate bianche, è quello che fa scalpore ai turisti quando vengono a visitare questa nostra cittadina. Il gonfalone di Sperlonga mostra una corona che rappresenta il regno delle due Sicilie. Sperlonga faceva parte del regno delle due Sicilie. Poi ci sono le tre torri che rappresentano Torre Capovento, Torre Truglia e Torre del Nibbio. Queste sono le torri, erano le famose torri di avvistamento. Questa chiesa risale al 1964, l'anno della dedicazione, completamente nuova qui in Piazza Europa, sostituisce l'altra chiesa antica che è nel cuore del centro storico, qui a fianco, dal titolo Santa Maria Assunta in Cielo. Il titolo è stato appunto trasferito a questa chiesa parrocchiale anche per le esigenze nuove, turistiche, per Sperlonga. E il mio predecessore, il parroco Don Raffaele Chinappi, pensò appunto a creare ex novo proprio un complesso parrocchiale qui a fianco al Palazzo Comunale. Nel presbiterio completamente rifatto abbiamo il marmo pakistano che appunto vediamo nell'altare, tutto un blocco nell'ambone e nel battistero moderno ma che è consono diciamo all'ambiente. Poi c'è al centro dell'abside decorato con un grande mosaico che rappresenta Gesù risorto e ascensionale il Cristo. Come potete constatare, e c'è anche evidenziata la croce e anche in qualche modo la terra e quindi la tomba. Qui c'è tutto il mistero della Pasqua, morte, risurrezione e ascensione al cielo. E la statua della Madonna Assunta, che prima era al centro dell'abside, l'abbiamo situata al lato del presbiterio, sempre sulla parete absidale. E poi vedete le vetrate completamente cambiate,
e abbiamo dato un significato teologico anche alle vetrate. Il timpano in alto alla cupola abbiamo le 4 vetrate che rappresentano i 4 elementi della creazione, corrispondenti alle 4 stagioni. E nella parte inferiore le 6 vetrate, destra e sinistra, rappresentano, a partire dal lato ovest, appunto l'inizio della creazione fino al culmine, lato est, in fondo alla chiesa, ecco, la creazione dell'uomo e della donna, Adamo ed Eva. La festa dei Santi Patroni viene celebrata 2 volte all'anno, nei giorni che il calendario dedica a loro, esattamente il 10 novembre per San Leone Magno e il 16 agosto per San Rocco. Tuttavia, ecco, da tantissimi anni la festa anche esterna con processioni, luminari eccetera viene celebrata la prima domenica di settembre e il giorno dopo, il primo lunedì di settembre, San Rocco, il compatrono. C'è molta devozione a Sperlonga verso i santi patroni. Questo lo dimostra anche il fatto che tantissimi bambini, ecco, portano il nome dalla nascita di Leone o di Rocco. Per quanto riguarda poi tutti i temi, diciamo, la catechesi, le attività pastorali, abbiamo, oltre alle classi di catechismo sistematicamente frequentanti a livello settimanale con le loro catechiste, abbiamo anche realtà associative di azione cattolica, a partire dai ragazzi di ACR, nei 3 archi di età, 6, 8, 9, 11, 12, 14, e poi a proseguire con i gruppi dei giovanissimi, prima fascia, seconda fascia e poi i giovani e gli adulti. Poi abbiamo l'apostolato alla preghiera, un bel gruppo di persone, ecco, tra queste soprattutto più anziane, e abbiamo il gruppo cosiddetto dell'ora di guardia Rosario Perpetuo, che cura molto la recita del Santo Rosario, e mensilmente, il primo giovedì di ogni mese, si raduna in chiesa per la recita di tutto il Rosario. Il borgo inizialmente nasce come paese di piccoli pescatori ed è anche la fonte principale del paese. Nel corso degli anni invece abbiamo subito ovviamente una notevole modifica e il paese è passato a un'economia prevalentemente turistica. Abbiamo anche delle attrattive da un punto di vista archeologico, infatti Sperlonga presenta un museo apprezzato a livello internazionale, ci sono degli scavi con la grotta di Tiberio, al cui interno sono state rinvenute tutto il gruppo marmoreo di Tiberio, appunto, che nel corso degli anni stanno portando a Sperlonga anche un turismo molto di élite.
questo momento appunto ci troviamo nel belvedere di Sperlonga, quindi nella parte più bella, dove possiamo ammirare veramente un bel panorama su tutta la spiaggia sottostante, sulla zona del porto della Torre Truglia, e da questo punto poi, percorrendo i nostri vicoletti che sono veramente belli e caratteristici, entreremo nella parte storica del paese, veramente nel cuore, dalla parte che viene più apprezzata dai turisti per quanto riguarda proprio l'immagine. Quindi facendo una passeggiata possiamo scorrere veramente degli scorci molto particolari. Abbiamo svariate piazze, abbiamo una piazzetta principale che è il cuore di Sperlonga, dove ci sono alcuni bar e dove diciamo c'è il ritrovo serale di ragazzi, dei giovani, specialmente nel periodo estivo. Da questa piazzetta, riuscendo verso l'esterno, quindi recandoci verso la casa comunale e verso la chiesa di Sperlonga, abbiamo invece altre due piazze che sono state create nel corso di questi anni, soprattutto per migliorare la fruibilità del paese a tutti i turisti. Grazie alla nostra posizione strategica, Sperlonga ha una posizione bella per quanto riguarda ovviamente il punto di vista marino. Noi dedichiamo anche veramente un'attenzione maniacale all'ambiente. Basti pensare che sono 11 anni che Sperlonga viene riconosciuta alla bandiera blu, ed è un riconoscimento a livello internazionale che non è facile ottenere, e questo ci viene dato grazie alla perfetta balneabilità delle nostre acque, allo smaltimento e alla raccolta differenziata dei rifiuti che facciamo, che quest'anno abbiamo intenzione di aumentare, siamo arrivati quasi al 36%. Ovviamente abbiamo anche una zona che non è la zona marina, però ovviamente costiera interna, dove sopravvive ancora una buona parte di agricoltura. Ci siamo spostati proprio nel cuore del centro storico di Sperlonga, in questo canalone che collega la piazza principale, ci porta nei vicoletti che ci collegano con le nostre famose scale di Sperlonga che attraversano un po' tutto il borgo. Possiamo ammirare proprio qui vicino la chiesa antica di Sperlonga, la prima chiesa, che risale al 1200, che poi nel corso degli anni si era completamente deteriorata, una parte addirittura era crollata, e grazie a una sapiente cura di recupero il Comune ha ripristinato questa chiesa che oggi è sconsacrata e l'ha adibita a sala congressi. È molto bella, all'interno presenta degli affreschi molto particolari che si fanno risalire presumibilmente alla scuola di Giotto, che aveva qui a Gaeta una sua base, però questa circostanza ad oggi ancora non è stata mai confermata. Una caratteristica particolare di Sperlonga, oltre alle nostre scale che ormai sono diventate famose, al bianco che si trova su tutte le pareti, vediamo alle mie spalle degli archi che possiamo ritrovare un po' in tutta la struttura architettonica del paese e del borgo, ed è proprio una caratteristica particolare del nostro paese.
siamo spostati in una zona molto panoramica di Sperlonga. Il turista che arriva a Sperlonga, oltre a trovare un paese bello da un punto di vista marino, ovviamente trova anche delle bellezze storiche e architettoniche. Alle nostre spalle possiamo ammirare la grotta di Tiberio con tutte le sue ricchezze all'interno, ed è un posto molto importante anche perché nel periodo estivo, da giugno a settembre, si svolge la cosiddetta settimana culturale con tutta una serie di eventi appunto caratterizzati dalla presenza anche di personaggi di notevole importanza. E adesso andiamo alla scoperta della tradizione dei pescatori di Sperlonga. Sono Claudio, sono pescatore da 3 generazioni. Qui siamo 6 pescatori, sono 6 barche alle mie spalle, meno male che siamo giovani e sta arrivando la nuova generazione. Prevalentemente noi qui facciamo la pesca alla sogliola, merluzzo, triglie e pesce azzurro. Il tempo è brutto, approfittiamo che facciamo il cambio delle reti, le sistemiamo, le mettiamo a posto, come vede quel pescatore che sta sistemando la rete, facciamo la manutenzione per poi uscire più sistemati quando possiamo andare a pesca, che il tempo è bello. Sistemiamo le barche, facciamo i lavoretti, tutto quanto. La nostra giornata si svolge che noi facciamo reti da posta, si svolge che usciamo il pomeriggio, dopo pranzo andiamo a piazzare le reti, poi ritorniamo e riusciamo la notte per andarla a recuperare. Andiamo a recuperare e stiamo fuori tutta la notte. Poi il pescato, quando veniamo, prevalentemente lo diamo ai ristoranti. Chiaramente per i turisti che vengono qui a Sperlonga possono gustare il pesce fresco perché appena pescato lo portiamo direttamente la mattina ai ristoranti e poi sinceramente il pesce del Tirreno va mangiato perché è veramente buono. Siamo giunti al momento di conoscere le tipicità e la gastronomia di Sperlonga. Siamo al ristorante Lao Conte di Sperlonga. Sono qui ormai da una vita, dal 1968, in questo borgo marinaro dove io sono nato e dove esercito la mia professione dopo esperienza a Roma. E quindi sono qui da 42 anni insieme a mia moglie che è un'ottima collaboratrice. E lei è la brava, io sono quello che gestisco un po' il tutto dell'attività. Abbiamo i limoni che è produzione nostra, proprio qui vicino al ristorante un mio amico me li ha regalati stamattina proprio sapendo che venivate voi. Poi abbiamo delle mozzarelle che è una treccia con dei pomodorini prodotti a Sperlonga con del basilico
mozzarella di bufala, sempre della nostra provincia, della nostra zona, con pomodori, tutto prodotto a Sperlonga, Fondi, la nostra piana. Poi abbiamo dei marzolini sempre che sono dei formaggi freschi nostri. Abbiamo le frittelle di sedano con delle olivette e acciughe dentro, perché Sperlonga si sa, abbiamo il sedano bianco, il sedano nero, ma il bianco va di gran moda perché in questo periodo ha sfondato anche nei vivi secondi, in tutte le cose. Abbiamo le melanzane arrosto, sempre produzione nostra. Poi abbiamo una bella frittata di zucchine fatta da mia moglie, queste trenette con gamberoni, cozze, vongole, servite in un cestino con la sfoglia di pane. Abbiamo la scaloppa, la darna scaloppa dorata, in crosta di patate, fatta al momento, tutto a crudo. Poi abbiamo il votapiatto, che è una frittura particolare, l'ha fatta fritta ma senza olio, cotta lentamente, girate più volte e si ottiene questo piatto particolare. Poi abbiamo le alici al tegame, che è un piatto semplice, povero, basta mettere 2 olive, un po' di rosmarino, aglio, un odore di mentuccio e dei pomodorini freschi. Poi abbiamo i polpi affogati, quindi bolliti e serviti con olio, un po' di peperoncino e aglio. E per chiudere questi sedani, che è veramente l'orgoglio di Sperlonga, della nostra agricoltura, perché noi cerchiamo di collegare i piatti con la campagna e il mare. Per quanto riguarda le tipicità, olio, vino, tutto prodotto nella nostra zona. Il mio cavallo di battaglia è il pesce. Sono in un borgo marinare dove sono cresciuto, quindi papà pescatore, mio fratello pescatore, tutti pescatori. Le orate, c'è il fragolino, la sogliola, i calamari. Le aragoste sono di Ponza e quindi tutto pesce che si può fare alla griglia, al forno, bollito. C'è il San Pietro che è ottimo col pomodoro, si può fare all'acqua pazza, si può fare con una salsetta in bianco, ma noi molte volte lo consigliamo e lo diamo sempre al forno con le patate. Io dico, venite a Sperlonga, sarete accolte nei migliori dei modi, siamo degli ottimi ristoratori, degli ottimi albergatori e tutti siamo gentilissimi, dal contadino al pescatore sarete accolti a braccia aperte. Domani mattina mi devo alzare alle 4 e devo andare in campagna a lavorare. Senza del lavoro non si va avanti. Hai capito bene? Oh. Quando è mezzogiorno ritorno a Sperlonga. Si mangia e si beve. E alle 3, alle 3 e mezza esce in piazza e trova gli amici. Questa è la vita. A posto. Sei contento? Sperlonga vi aspetta, i borghi d'Italia vanno gustati con gli occhi ma soprattutto con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!